Nessuna riduzione per l'ospedale civile, lo assicura l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. In consiglio intanto al via l'analisi delle schede sanitarie. Sequestrati all'aeroporto Marco Polo di Tessera oltre 5 kg di eroina, era nascosta nel doppio fondo della valigia di un passeggero proveniente dalla Tanzania. Il futuro di Porto Marghera deve essere industriale, ma i 64 ettari pronti ad accogliere nuovi insediamenti imprenditoriali secondo il patto per il rilancio siglato a Caparsetti. Un accordo per prevenire e contrastare i crimini informatici nella difesa delle infrastrutture critiche, la firma stamane a Mestre nella sede di Confindustria Veneto. Incontri in tutta la regione, Infopoint, unità mobili, l'11 aprile si svolgerà il primo Veneto Welfare Day per sensibilizzare i cittadini. Non accade spesso nel mese di aprile, eppure per questa sera si prevede a Venezia un'acqua alta eccezionale, il picco previsto è di 120 centimetri. Nell'ospedale di Milano c'è un nuovo cardiologo grazie alla borsa di studio intitolata al dottor Piero Pascotto. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo, lo avete sentito, dalla sanità, perché questa mattina in commissione del Consiglio regionale è iniziata l'analisi delle schede sanitarie con l'assessore che rassicura sul futuro dell'ospedale di Venezia. Ancora qualche istante. L'ospedale civile di Venezia non ha avuto una decurtazione di servizi, infatti rimangono i posti letto, le specialità, le apicalità, e quindi credo che i veneziani sotto questo punto di vista possano e devono stare tranquilli, proprio perché ci sono anche delle eccellenze all'interno, ricordiamolo, della civile di Venezia. L'assessore regionale alla sanità rassicura così i veneziani dopo la mobilitazione dei giorni scorsi. Questa mattina è iniziata in commissione a Palazzo Ferrofini la discussione sulle schede sanitarie regionali. L'assessore, intervenuta in commissione insieme al direttore della pianificazione sanitaria veneta Domenico Mantoan, ha confermato tra i vari punti l'impegno a non depotenziare l'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia. Abbiamo già anche intavolato un discorso con il sottosegretario Coletto proprio per far sì di cercare di trovare una corsia per Venezia, visto che siamo anche in fase di discussione del nuovo patto della salute a livello nazionale. Il declassamento previsto dalle schede da ospedale di rete e ospedale di base dipende dalle nuove normative a livello nazionale imposte per la città al di sotto degli 80.000 abitanti. È chiaro che adesso inizierà la discussione, le audizioni, io ho già sentito anche l'amministrazione comunale di Venezia ed è in corso insomma questa discussione, ma soprattutto abbiamo avanzato questa richiesta. Per la fine delle schede vedremo un attimo cosa si riesce a fare. Novità in vista anche per risolvere il problema della mancanza di medici in corsia. Abbiamo fatto la delibera, qualcuno ha detto delibera estrema, quella legata a richiamare i medici in pensione, proprio in casi estremi, mentre per il resto noi abbiamo tutto un pacchetto di iniziative inserite nel pacchetto autonomia e nel piano sociosanitario, adesso cercheremo di attuare questo pacchetto di iniziative, tra cui anche quello di poter assumere gli specializzandi in corsia fin dal penultimo ultimo anno. Su questo stiamo parlando sempre con il governo e con il Ministero della Salute. L'assessore elenca i punti di forza del nuovo piano regionale per la sanità. I punti qualificanti di questo piano sono sicuramente una maggiore distribuzione dei posti letto nelle aree più fragili, più nevralgiche, dove c'è più necessità, quindi pensiamo all'area medica, quindi geriatria piuttosto che medicina, una diminuzione contestuale sulle aree di materno-infantile, ostetricia e chirurgia, poi c'è un potenziamento dell'area sicuramente riabilitativa con anche l'individuazione in ogni azienda di un presidio riabilitativo territoriale. La prossima settimana al via le audizioni. Andiamo avanti con la cronaca. È stata arrestata dai carabinieri di Portogruaro e Treviso una 25enne residente nella Marca accusata di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito. La donna non avrebbe agito da sola, ci sono indagini su una complice.
stupro è stato messo a segno lo scorso settembre. La vittima è una 60enne alla quale era stato rubato il portafoglio. Per questo furto è finita in manette una 25enne residente a Treviso. La donna, secondo gli investigatori, non era nuova a questo tipo di reati ed agiva con una complice sulla quale sono in corso delle indagini. Il loro modus operandi era sempre lo stesso: mentre una distraeva la vittima, l'altra ne approfittava per rubare. L'ultimo episodio è accaduto nel parcheggio di un supermercato a Portogruaro. Dopo il furto, la 25enne arrestata è riuscita a prelevare con la tessera bancomat trovata nel portafoglio 250 euro dal conto della vittima. Dopo una lunga serie di indagini è stata individuata ed arrestata. Ora si trova nel carcere di Venezia. Indagini invece sulla complice. I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Venezia in servizio all'aeroporto Marco Polo di Tessera hanno scoperto e sequestrato in collaborazione con la Guardia di Finanza circa 5,5 kg di eroina. La sostanza stupefacente, individuata grazie a un'approfondita analisi dei rischi, era nascosta nel doppio fondo della valigia di un passeggero residente e proveniente dalla Tanzania. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Venezia a disposizione della Procura della Repubblica. Cambiamo tema, visita del segretario nazionale della UIL Carmelo Barbagallo oggi alla Fincantieri. Il futuro di Porto Marghera deve essere industriale, ma i 64 ettari pronti ad accogliere nuovi insediamenti imprenditoriali secondo il patto per il rilancio siglato a Cafarsetti da Comune, Agenzia per lo Sviluppo e Syndial sono attesi alla prova dei fatti dalla UIL. Chi deve venire a investire sul territorio di Porto Marghera vuole certezza e la certezza deve dare, se si completano tutte le bonifiche, la certezza se ci sono e si creino le infrastrutture che oggi purtroppo mancano anche nel nostro territorio. Quindi noi saremo molto vigili, molto attenti a quello che è l'ultimo accordo. Qualche perplessità ce l'abbiamo perché non è la prima volta che succede che si firmano gli accordi ma dopo restano chiusi nei cassetti. Il segretario nazionale della UIL Carmelo Barbagallo ha partecipato all'assemblea dei lavoratori di Fincantieri, un'azienda in salute in un contesto economico che nel complesso genera più di una preoccupazione. E se i lavoratori pensionati e i giovani non hanno un reddito che gli permette di comprare ciò che produciamo per noi stessi, quelle aziende chiuderanno lo stesso, anche nel nord-est e nel nord-ovest. E allora quindi una ripresa del potere d'acquisto passa con la redistribuzione della ricchezza. Si tratta pure di adeguare le pensioni riducendo le tasse e di aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori riducendo il cuneo fiscale. Chi riesce a reggere quindi sono al momento le aziende che lavorano con l'export. Il futuro di Porto Marghera rappresenta uno dei cantieri cardine del gruppo Fincantieri che, come avete già notato, sta esplodendo in termini di commesse, addirittura si immagina, ma con i dati riportati, di lavoro più di 10 anni, che è una cosa in questo settore non facile. Altro ambito, quello dei crimini informatici invece, anche qui parliamo di un accordo perché è stato firmato questa mattina nella sede di Confindustria Veneto un protocollo d'intesa per far fronte proprio a questo genere di fenomeno. Un accordo per prevenire e contrastare i crimini informatici nella difesa delle infrastrutture critiche. La firma mestre tra Polizia di Stato, Polizia Postale, Confindustria Veneto e Regione Veneto. Stiamo ragionando ormai H24 con social nel mondo dell'internet e quindi con potenzialità sempre più accese da parte di criminalità e nell'utilizzo del dato di far danni che possono essere anche irreparabili. Oggi a maggior ragione in tema sociale ed economico, ecco perché ci ha ospitato Confindustria proprio per parlare anche del dato rapportato al mondo dell'impresa e quindi oggi questo protocollo mette nelle condizioni la Regione di camminare, ma camminare assieme a un interlocutore importante come la Polizia Postale che ci seguirà a pari passo, ci darà quelle indicazioni, ma ci sarà anche un confronto reciproco su quelli che saranno i progetti dell'agenda digitale. L'obiettivo principale è garantire un livello elevato di sicurezza agli enti pubblici a beneficio e garanzia dei cittadini e delle imprese, così come indicato dal quadro strategico nazionale e dal piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica. La sicurezza della rete è uno dei valori che viene guardato per i nuovi sviluppi di impresa,
perché oggi l'attività imprenditoriale si sviluppa fortemente attraverso l'esposizione sulla rete internet e quindi noi non potevamo essere assenti. Quindi un grazie alla Polizia Postale per il lavoro che ha fatto, un grazie a Confindustria per l'attenzione che mette a questo sistema e quindi anche su queste tematiche siamo presenti. Incontri in tutta la regione, Infopoint, unità mobili. L'11 aprile si svolgerà il primo Veneto Welfare Day. Una giornata per sensibilizzare giovani, lavoratori, cittadini sui temi del welfare. Si svolgerà l'11 aprile la prima edizione del Veneto Welfare Day, promossa dalla Regione e organizzata da Veneto Lavoro. Riteniamo che previdenza complementare e sanità complementare siano una occasione di cambiare anche la mentalità e dobbiamo far conoscere le tante iniziative. Il Veneto peraltro ha una sua storia di previdenza complementare, di adesione fatta tra lavoratori e datori di lavoro che ha dato veramente grandi risultati anche in termini di raccolta di un fondo territoriale. Ecco, tutto da scoprire, però è necessaria perché l'invecchiamento della popolazione, il cambio anche di sicurezze ci impongono questa riflessione e noi lo facciamo cercando di far coinvolgere massimamente la popolazione su un fatto culturale. Oltre all'evento principale ci saranno altri 30 incontri in tutta la regione, un'iniziativa importante perché i cittadini siano a conoscenza delle forme pensionistiche e sanitarie complementari. Il modello trentino, un modello anche in parte veneto, è l'idea di provare a vedere se sul territorio si può spingere le adesioni in maniera significativa, più elevata della media nazionale. E non è caso, nella previdenza complementare dove c'è un fondo territoriale noi osserviamo non solo che Trentino e Veneto sono i più alti in Italia, cosa ovvia rispetto al sud per le solite 1000 regioni che conosciamo, ma anche più elevata rispetto a regioni limitrofe, cioè rispetto alla Lombardia e rispetto all'Emilia Romagna. Coinvolge pesantemente anche Venezia l'ondata di maltempo che si registra nella nostra regione in queste ore, che sta avendo proprio in questo momento il suo picco. Per la serata, pur singolare per questo periodo, è prevista un'acqua alta eccezionale in laguna. Il servizio maree del comune ha previsto per le 23:30 un picco massimo di 120 cm. Si tratta di un episodio abbastanza raro per il periodo. Eventi mareali con valori superiori a 115 cm in aprile, infatti, si contano sulle dita di una mano. 147 nel 1936, 118 nel 67, 115 nel 79 e 117 nel 2009. Il centro maree fa notare però che negli ultimi anni la stagionalità degli eventi di marea ha subito delle modifiche notevoli. Prendendo in considerazione il mese di aprile, negli ultimi decenni gli eventi superiori agli 80 cm, quelli con codice giallo, sono più che raddoppiati. Ricordiamo anche il fenomeno dello scorso ottobre, quando la marea ha raggiunto un picco eccezionale di 156 cm. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete naturalmente con noi. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana del telegiornale di Antenna 3, parliamo di sanità perché nell'ospedale di Mirano c'è un nuovo cardiologo e questo grazie alla borsa di studio intitolata a Piero Pascotto. L'ospedale di Mirano ha un nuovo cardiologo grazie alla borsa di studio intitolata al dottor Pascotto, progetto dell'Associazione Cuore Amico. Piero Pascotto è stato il nostro maestro, è un grandissimo cardiologo, un grande luminare, un uomo carismatico, professionalmente secondo a nessuno e che negli anni 85-90 ha fatto conoscere questa nostra cardiologia, che è una cardiologia di un piccolo paesino di 10.000 abitanti, ma che era il punto di forza del Veneto per quanto riguarda la cardiologia. Un territorio molto vicino al proprio ospedale e che cerca di dare il proprio contributo, il proprio aiuto anche a forme di professionalità che sono appunto importanti, quali quelle appunto della cardiologia milanese. Il nuovo medico è il dottor Federico Mercanti, classe 1986 di origine romana, che per lavoro ora risiede nel veneziano. La borsa di studio è dedicata ad un neo specializzato in cardiologia che con interesse specifico nel campo dell'emodinamica interventistica. L'emodinamica interventistica a Mirano viene fatta
a 360 gradi. L'emodinamica di Milano non si occupa soltanto di interventistica coronarica, ma si occupa di interventistica carotidea, di interventistica vascolare periferica, di interventistica aortica, per cui chi viene qui a Milano ha la possibilità di spaziare a 360 gradi su quello che è l'interventistica vascolare in generale. La borsa di studio ha una durata di 12 mesi e l'associazione Cuore Amico, insieme ai 17 sindaci della Riviera del Brenta e del Miranese, ha partecipato a istituire il contributo a favore del distretto di Mirano Dolo della Ulstre. Allora torniamo con il Consiglio regionale che ha cominciato a analizzare questa mattina le schede sanitarie, ve ne abbiamo dato conto poco fa, siamo in grado ora di proporvi il servizio relativo ai manifestanti delusi per non essere stati ricevuti questa mattina a Palazzo Ferrofini. Alla fine la delusione dei manifestanti era palpabile, sono arrivati in una cinquantina con cartelli e striscioni contro il depotenziamento dell'ospedale civile, ma si sono dovuti fermare davanti all'ingresso di Palazzo Ferrofini, accontentandosi di improvvisare un comizio senza poter salire però a Palazzo, dove era in corso la prima seduta di commissione per l'analisi delle schede sanitarie. Tra la gente anche il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina Danny Carella, che ha spiegato così le ragioni della sua presenza. È ancora più importante per le realtà insulari, in particolar modo per le isole più distanti dall'ospedale All'Angelo. Far presente ad esempio che Pellestrina si colloca all'incirca 2,15 € con i mezzi pubblici dall'ospedale All'Angelo, che è la distanza che intercorre grosso modo tra Mestre e la Lombardia. È evidente che le parole che ci sono state in questi giorni sono sicuramente incoraggianti, però adesso devono seguire i fatti. Matteo Secchi di Venezia.com, tornando con la mente a domenica, ha parlato così. Approfitto dell'occasione per ringraziare le centinaia di veneziani che sono intervenuti domenica. Bisognava dare come cittadinanza una dimostrazione di forza e di coesione. Oggi siamo qui per continuare la mobilitazione perché, malgrado arrivino le buone notizie tra virgolette da parte di Regione, Stato, Comune, tutto, noi non ci fidiamo naturalmente e aspettiamo i fatti concreti. Oggi dovremmo incontrare dei capigruppo dei partiti in Consiglio regionale, ma sembrerebbe da quello che ho sentito qui che non ci siano o siano in ritardo, quindi noi aspettiamo. Abbiamo chiesto già lunedì, all'indomani di quella magnifica manifestazione in campo San Giovanni e Paolo, e vorremmo esporre loro tutte le criticità per quanto riguarda le dotazioni delle schede, dei posti letto, delle schede ospedaliere che sono state adottate dalla Giunta regionale. Lasciamo l'ambito della sanità, parliamo del Lido di Venezia e del Museo del Mare. Il capitano Ferruccio Falconi, premiato con la medaglia d'oro dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Trasmettere ai ragazzi di oggi la passione per la manualità. I veneziani, un popolo di gloriosi marinai, ma anche di laboriosi agricoltori. E proprio per avvicinare le giovani generazioni a questa storia, ricca di fascino e suggestione, il capitano Ferruccio Falconi, 92 anni compiuti il mese scorso, non ci ha pensato su due volte. Ha ristrutturato 2 appartamenti di sua proprietà al Lido di Venezia e ne ha creato un museo del mare in via Biagio Zulian, aperto alle scolaresche e visitabile da tutti gratuitamente. Io sono stato sempre rammaricato di vedere il calo della passione marinara dei veneziani e degli italiani tutti. Infatti su molte navi ci sono equipaggi stranieri. Noi si costruiscono le navi e le armano gli altri e gli armatori lucrano sui traffici, sulle bellezze dei nostri porti. Così Falconi ha concentrato molti oggetti, reperti e diverse rarità, con una particolarità. Una cosa singolare, qui tutti gli oggetti si possono toccare, sono vivi e quindi tutti gli oggetti in mostra sono esposti in uno scenario di dipinti che rappresentano gli ultimi 70 anni dello shipping internazionale ambientato a Venezia. Numerose le cose da vedere, tra cui ci sono omaggi di marmo di Carrara dei fratelli devoti,
c'è il motore del marinaretto, ultima nave scuola, c'è un sommergibile dei miei figlioli. Un'impresa che è valsa al capitano il plauso nazionale e un attestato di benevolenza con medaglia d'oro per meriti nautici e ambientali a favore di Venezia da parte dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Gestiremo l'inaugurazione di questo bellissimo museo, non grande, una piccola perla che tutti i veneziani dovrebbero conoscere per trovare gli oggetti dei loro nonni, dei loro padri, della storia marittima e contadina di noi veneziani. Si è chiusa la raccolta fondi per il piccolo Joe, il bimbo bisognoso di un intervento alla gamba. Siete stati in tanti a donare. Non chiude però la voglia di aiutare i bimbi che soffrono. L'obiettivo è stato raggiunto, ma l'affetto dei veneti per il piccolo Joe è come un fiume in piena, che non si ferma davanti a nulla. È ormai di dominio pubblico la notizia del raggiungimento della quota prefissata, ovvero i 400.000 euro necessari perché il nostro piccolo cucciolo di guerriero possa essere sottoposto alla delicata operazione negli Stati Uniti. Il luminare che si è reso disponibile a seguire il caso potrà visionare gli esiti della risonanza magnetica e tutti speriamo che a giugno il piccolo Joe possa finalmente andare in Florida per la fase preliminare dell'operazione. E tutto questo grazie alla vostra immensa generosità che ha chiuso la corsa iniziata il 18 febbraio. Eppure in redazione continuano ad arrivare senza sosta mail e telefonate da parte di persone con un cuore immenso che chiedono informazioni sul conto creato per questa incredibile raccolta di fondi. E poco importa che l'iniziativa di solidarietà abbia centrato il bersaglio nel giro di un mese e una manciata di giorni. Ora che la cifra è stata raggiunta, il gruppo Media Nord-Est chiude la raccolta di fondi per Joe, ma non chiude la voglia di aiutare i bimbi che soffrono. Tutti assieme potremo continuare a essere vicini a tanti piccoli eroi. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione. A 20:10, subito dopo i nostri telegiornali, saranno ospiti Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle e Fabio Chies di Forza Italia, mentre in prima serata alle 21:15 vi raccomando non perdetevi l'appuntamento con la Zanzega. È tutto per questa sera da Venezia. Io vi lascio alle previsioni del tempo particolarmente significative visti i fenomeni di cui vi abbiamo raccontato anche nel telegiornale. Una buona serata, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Va migliorando il tempo sulle nostre regioni, tuttavia nella giornata di venerdì avremo ancora una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo in quali. Nel dettaglio sul Veneto avremo piogge sparse ma piuttosto frequenti un po' ovunque, localmente anche alternate a maggiori schiarite. Migliorerà ovunque entro la notte. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime in calo tra 9 e 13 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. La giornata risulterà ancora perturbata con precipitazioni diffuse un po' ovunque ma in lento miglioramento. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime comprese invece tra 11 e 12 gradi, quindi in netto calo. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige. Non si esclude qualche pioggia al mattino, ma col passare delle ore potrebbe far capolino un timido sole. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.